Ho avuto paura che fossero armati di armi da taglio e che continuassero. Quando dice che la insultavano, che cosa le dicevano? Figlio di finocchio, ti spacchiamo la bocca, ti tagliamo la testa. Ha pensato l'avrebbero pure ucciso, la furia del branco sembrava inarrestabile, ci racconta commosso l'autista CTV di 52 anni di Salzano della linea 5E, violentemente pestato dal branco dei 10 all'alba di domenica scorsa. E ho avuto paura che dopo i pugni tirassero fuori un'arma da taglio e mi colpissero con quella. L'ematoma all'occhio sinistro con il trauma dei capillari scoppiati dopo il violento pestaggio subito dal branco e così per le lesioni con tagli e lividi tutto attorno ai lati del labbro sinistro, spaccato in più punti dalla brutale aggressione, le uniche parti visibili che ci permette di riprendere nel corso di questa toccante intervista. Il perché è lui stesso a dirlo. C'è da aver paura, c'è da andare a lavorare con la paura di venire aggrediti così, meglio fare un altro lavoro. Ma facciamo un passo indietro, sono le 4:40 di domenica 26 maggio, giorno dell'agguato. Ho vissuto scene da arancia meccanica, i ragazzini saliti sul bus, di cui uno pure a torso nudo, erano già visibilmente strafatti, tra loro anche una coppia di amiche che però non ha preso parte al pestaggio. Ho pensato mi volessero uccidere, racconta l'autista visibilmente teso. Si presentavano già alterati e arrivavano probabilmente dalla discoteca che ce l'hanno Ale, come altre domeniche mattine che sono successe anni scorsi, prendevano la prima corsa per ritornare a Mestre o a Venezia. Lui, grande e grosso come un gigante buono, fortunatamente non ha mai reagito. Sono saliti con il pretesto di volere il mio cellulare, che io non ho voluto dare perché non l'avrei più rivisto, ho pensato non avrei più rivisto il cellulare. All'inizio hanno iniziato a insultarmi, io dopo hanno aspettato che io ripartissi con l'autobus, hanno sfondato il cancelletto che separa l'autista dai passeggeri e mi hanno colpito al volto, subito. La 5 è di domenica mattina, tratta che da Noale porta a Venezia, molto pericolosa, a detta di diversi autisti e CTV che oggi inviano la loro solidarietà al collega aggredito. Io quella corsa lì ho fatto tanto tempo fa, ripeto, io ho deciso di non fare mai più quella corsa là perché lo so che è una cosa tremenda. Ci sono tutti i ragazzi che escono e mi sono c***ato addosso fino a Venezia.